Autonomia del Veneto ha presentato ufficialmente il comitato referendario per il sì, parte la corsa verso il 22 ottobre, il governatore Luca Zaia, non si torna indietro. Dopo mesi di indagini, i carabinieri catturano la banda di romeni che nel settembre scorso massacrò di botte e uccise un anziano nella sua abitazione nel Veronese. Intercettazioni shock, lo abbiamo pestato come un fagiolo. Cortei in auto a 30 all'ora da Conegliano a Feltro lungo le strade della Marca e fino in centro a Treviso, la protesta degli azionisti e risparmiatori delle banche venete. Tutto pronto a Venezia per i festeggiamenti del Redentore, festa blindata per il rischio terrorismo, in campo anche i vigili del fuoco, previsto un maxi piano di evacuazione. Le cariche esplosive ieri non sono bastate ad abbattere la prima delle due torri di Vinyls a Porto Marghera dopo il flop, operazione affidata all'esercito, nuovo tentativo domenica con il plastico. Ieri a Padova, primo consiglio comunale dell'era Giordani che ha voluto far suonare l'inno di Mameri all'inizio della seduta. L'Università di Padova e l'Istituto Italiano di Tecnologia individuano nuovi sensori nanotecnologici per la diagnosi precoce di tumori e il riconoscimento di sostanze tossiche nel sangue. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete quindi sentito dai titoli, lanciata a mira dal governatore Luca Zaia, è partita ufficialmente la campagna per il sì al referendum del 22 ottobre sull'autonomia del Veneto. Sentiamo. Ecco quindi il Presidente Zaia che scopre il nostro logo che sarà nei nostri manifesti e nelle pagine Facebook. Un immenso sì sotto il Leone di San Marco, le parole autonomia subito e la data a caratteri cubitali del 22 ottobre, quando i veneti saranno chiamati alle urne per il referendum indetto dal governatore Luca Zaia. A mira è partita ufficialmente la campagna per il sì all'autonomia, con la nascita dei primi due comitati, uno della Lega Nord e uno di giuristi, animato dai costituzionalisti dell'Università di Padova, Luca Antonini e Mario Bertolissi. Non è il referendum della politica, ma il referendum dei veneti, dei nuovi veneti, di tutti quei cittadini che hanno deciso di vivere in Veneto. Quindi alibi per nessuno, il 22 o vai a votare oppure vuol dire che non te ne frega niente del Veneto. Questo è un voto veramente per dimostrare che siamo un popolo e il popolo non è solo quello della Lega. Mi auguro che anche gli altri segretari di partito facciano la stessa cosa per coinvolgere tutti, perché questo è il bene di tutti i veneti, non di una parte dei veneti. Per questo, spiega Zaia, mi auguro nascono molti altri comitati per il sì, ma anche per il no, per l'astensione. È giusto che tutti in questa campagna del Veneto espongano la propria convinzione. Io andrò a votare sì, ma se uno vuole andare a votare no o astenersi, comunque ci vada. Perché è giusto che il giorno dopo a Roma ci sia una conta e la prima conta che dobbiamo fare è quella di dimostrare la civiltà di questo popolo veneto. Noi andiamo a votare, lo abbiamo dimostrato anche il 4 dicembre. Siamo stati la regione con maggior affluenza alle urne e dobbiamo dimostrarlo anche in questa occasione. La regione inizierà la propria campagna dal 1 settembre con un'esposizione in prima persona del governatore che nelle scorse ore ha inviato una lettera al ministro dell'Interno Marco Minniti sollecitandolo a garantire tutti gli adempimenti indispensabili in assenza dei quali la consultazione potrebbe non svolgersi o essere invalidata. Alcune attività, spiega la missiva, rientrano nell'esclusiva sfera di competenza statale. Dopo diverse richieste formali rimaste senza riscontro, il Presidente della Regione invita dunque il Ministro a dare attuazione alle disposizioni di legge. Protesta questa mattina a Treviso di un centinaio di piccoli risparmiatori delle banche venete, due cortei a Passo Duomo si sono incontrati sul PUT per contestare l'approvazione della legge ieri sera alla Camera. Clacson al massimo quando sono passati davanti alla sede principale di Treviso di Veneto Banca lungo viale Dino Bixio. Protesta sonora per oltre un centinaio di piccoli azionisti delle banche venete come risposta all'approvazione di ieri alla Camera della legge salvabanche. Contestazione con cartelli più che mai emblematici di una rabbia che sta salendo e che dopo le occupazioni di filiali dei giorni scorsi è corsa lungo la Pontebana e la Feltrina con due cortei partiti da Feltre e da Conegliano. Per sensibilizzare l'intero Veneto su un problema che non è un problema solo dei risparmiatori, ma è un problema di tutti, peserà sulle nostre tasche, peserà su tutta l'economia del Veneto. Oltre 40 i veicoli che si sono uniti a Treviso per poi sfilare a Passo Duomo lungo il PUT fino al parcheggio delle Stiore per ricordare come stia procedendo la giustizia nei confronti dei responsabili della distruzione di Veneto Banca e Popolare Vicenza. Governo ladro, ridacci i nostri risparmi! Quanto ha perso lei? Un funerale per me e mia moglie. Abbiamo pensato di investire 15.000 euro in totale per avere un degno funerale
e una damigiana di vino per i nostri ragazzi. E così non è andata, ci hanno rubato tutto. Mia madre di 83 anni ha perso 50.000 euro, disabile in casa di riposo, ormai la storia è nota. Storie diverse ma tutte con un unico finale, risparmi spariti e tanta rabbia per la fiducia riposta male. Un astio non solo verso i vertici ma anche verso i dipendenti. Davvero scandaloso caricare sulla collettività un pensionamento anticipato di una vastissima massa di dipendenti che prima sono stati la causa del disastro delle banche perché hanno venduto porcheria, poi hanno sostenuto tutte le iniziative delle banche che ci hanno condotto al fallimento e adesso vengono remunerati in questo modo che non è altro che il prezzo del loro silenzio perché non vengano a spifferare che cosa è stato fatto di losco all'interno delle banche. Accuse pesanti che si aggiungono alla volontà degli azionisti di andare avanti comunque per ottenere il rimborso delle quote, anche se occorre fino alla Corte europea. Noi siamo convinti che la verità e la giustizia prima o poi trionfi, per cui non ci fermeremo, se non sarà il prossimo governo sarà quello dopo. Ed ancora il caso BPV, per la Procura è arrivato il momento di tirare le conclusioni, il quadro accusatorio si sta allargando per gli indagati del crack e adesso i risparmiatori dopo la spedizione a Roma confidano in una battaglia, l'istituzione di un fondo per le vittime del reato bancario. Tutti i nodi vengono al pettine, principio antico ma attualissimo per l'inchiesta BPV. La Procura è pronta a formulare dettagliatamente le contestazioni e il quadro accusatorio si starebbe allargando dall'ostacolo all'attività di vigilanza all'aggiotaggio fino al falso prospetto. Insomma, la macchina della giustizia sta giungendo alle conclusioni proprio nelle stesse ore in cui la Camera, con 211 voti a favore, 91 contrari e 3 astensioni, dal via libera al decreto per la liquidazione delle due popolari venete. Ora tocca al Senato. Ho detto al governo e a diversi parlamentari, a iniziare dal relatore della legge, che questa partita non si può chiudere senza un impegno anche nei confronti degli piccoli azionisti. Achille Variati chiede un fondo di solidarietà per i risparmiatori travolti dal crack. Intanto il mondo gira, cambiano le insegne, sui palazzi di BPV si ammainano le antiche bandiere e già sventola il nuovo logo, quello del gruppo Intesa San Paolo. È la storia, chi vince regna. Il governo con questo intervento in extremis tampona il rischio di una crisi sistemica, ma a pagare con 17 miliardi di euro è ancora una volta lo Stato pantalone, gli italiani con le loro tasche. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firma la legge che dà il via alla commissione d'inchiesta che dovrà far luce sul crack. Sullo sfondo sempre il decreto della discordia che, dando vita alla bad bank, se da una parte limita le possibilità degli ex azionisti di essere ristorati, dall'altra aumenta le possibilità di punire gli eventuali responsabili. Infatti, una volta che l'insolvenza su cui si basa il decreto fosse accertata anche dal Tribunale Civile e la Procura, che in queste ore sta tirando le conclusioni, ravvisasse dei reati che a questo punto diventerebbero di natura fallimentare, allora le pene per chi fosse chiamato a risponderne diventerebbero molto più severe, la prescrizione più lunga e i processi si radicherebbero a Vicenza, sede di BPV. Con questa ipotesi appare ancora più urgente il famoso fondo che vi abbiamo anticipato per primi, quello a favore delle vittime da reato bancario, chiesto dai risparmiatori, proposta che è già stata messa all'ordine del giorno e presto verrà discussa dalla Camera dei Deputati. Ma dalle forze politiche sono già arrivate assicurazioni che il fondo è un'idea buona e giusta da realizzare. Secondo noi le promesse sono state fatte, adesso dobbiamo vedere se vengono mantenute. Siamo alla cronaca, 5 rumeni arrestati, tra i quali una donna, sono i responsabili della brutale rapina sfociata in omicidio che nel settembre scorso sconvolse Marano Valpolicella nel Veronese. La banda è stata sgominata dai carabinieri dopo mesi di indagini. Sentiamo. Non possiamo accettare più queste cose. Io sono solamente un amico e un avventore, però basta.
Lo shock di quella mattina in un paese frastornato da tanta violenza. Era il 28 settembre scorso, la tranquilla comunità di Marano Valpolicella veniva sconvolta dalla morte di Luciano Castellini, 72enne ristoratore titolare della trattoria Agnella. Aggredito, massacrato di botte, legato al letto e lasciato così ad agonizzare e poi morire dopo una notte da incubo nella sua abitazione, in balia di belve a caccia di denaro. Lo hanno picchiato come si pestano i fagioli, dissero alcuni della banda, intercettati qualche mese dopo. Ora quelle stesse belve, tra le cui file c'è anche una donna, sono state bloccate e arrestate. 5 romeni tra i 31 e i 50 anni, alcuni di loro residenti a Padova, altri a Costanza, nel loro paese d'origine. 9 mesi di serrate indagini da parte dei carabinieri di Verona, partite da quella notte terribile quando il gruppo, usando una scala, salì al primo piano della trattoria dove Castellini abitava da solo, per poi pestarlo selvaggiamente. Fu trovato con la bocca chiusa da scotch di imballaggio, le mani legate con fascette di plastica, il naso frantumato e altri pesanti lividi. Sul luogo del delitto nessuna traccia e nessuna impronta, solo la scala, arnesi da scasso e un flessibile che avrebbe dovuto essere utilizzato per aprire la cassaforte, ma i banditi erano stati messi in fuga dai carabinieri, allertati da un vicino. Lo shock di Marano fu terribile, a partire dal primo cittadino. Terribile. Sia per come è avvenuta la cosa, sia perché era una persona di una certa età sola, sia perché queste cose comunque sono inaccettabili. Da allora i militari, nonostante le pochissime tracce a disposizione, misero in atto un'indagine colossale. Controllate 85.000 targhe di veicoli, 8.000 utenze telefoniche, 20.000 chiamate. Il cerchio si è stretto attorno a una Renault Laguna che aveva girato a lungo in zona, a bordo un gruppo di romeni poco dopo ripartiti. Un'inchiesta coordinata con i colleghi romeni per un doppio blitz simultaneo alle 3 di questa notte. I militari hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei 5 e li hanno ammanettati senza che potessero reagire. Un assalto notturno di sorpresa come quello nel quale era rimasto vittima il povero Luciano Castellini, pestato a sangue dalla furia degli assassini. Era un tipo molto ruspante, però era buono. Ci spostiamo a Padova, identificati dai carabinieri i presunti autori dell'aggressione ai danni di un tunisino accoltellato davanti ad un locale di Padova Est. Indagine lampo e 3 fratelli fermati con l'accusa di tentato omicidio. Sono bastate poche ore ai carabinieri per individuare i presunti aggressori di un tunisino colpito con una decina di coltellate davanti a Villa Italia, locale di Padova Est, ovviamente del tutto estraneo all'accaduto. Ignoto il momento e il movente, anche se non si esclude un regolamento di conti. I 3 fratelli tunisini di 23, 28 e 32 anni avrebbero atteso all'esterno il connazionale circondandolo e dopo una breve discussione si sarebbero accaniti su di lui con uno o più coltelli, colpendo volto, nuca, schiena e braccia. Noi riteniamo appunto che i colpi inferti fossero volti e diretti appunto a creare la morte del soggetto, comunque delle lesioni molto gravi, anche perché sono state diverse accoltellate, sono state inferte sul cuoio capelluto, sul collo, al volto e anche al dorso. Inoltre avrebbero spintonato e rapinato del cellulare una delle 2 donne che erano con la vittima mentre cercava di allertare le forze dell'ordine. Provvidenziale l'intervento dei parcheggiatori che con le loro grida hanno fatto fuggire i 3 a bordo di un'auto. Proprio dall'auto, ripresa da alcune telecamere di sicurezza, sono partite le indagini dei carabinieri che dopo poche ore li hanno identificati e fermati nei loro appartamenti in pieno centro, in via Savonarola e Riviera di Mugnai. Abbiamo raccolto degli elementi inconfutabili che potessero appunto attribuire le loro responsabilità nelle abitazioni dove sono stati trovati e fermati 3 tunisini. Ovviamente abbiamo trovato degli abiti sporchi di sangue, dei coltelli e il telefono rapinato, quindi anche questo diciamo non lascia dubbi sulla paternità dell'aggressione. E con il prossimo servizio raid al circolo Arcieri di Vicenza, i ladri 2 nomadi del campo di Via Agricoli caricano le bici con la refurtiva bloccati, spingono a terra una guardia giurata ma vengono arrestati. Dalla loro residenza nel campo nomadi di Via Agricoli al circolo Arcieri del Biron. Forse presi dalla sindrome del noto arciere ladro Robin Hood, hanno fatto razzia di archi e frecce, oltre a un decespugliatore, una saldatrice, un metal detector e diversi attrezzi per lo scasso. Sfidando le leggi gravitazionali hanno caricato tutto sulle bici e via verso i caravan. Lungo il tragitto sono stati però notati dai ranger che hanno allertato il 113, immediato l'intervento di 2 volanti, i nomadi, Simone Cavazza 35 anni e René Gabrielli
18 anni, entrambi arcinoti. Gli archivi di polizia hanno abbandonato bici refurtiva al parchetto di via Tommaseo, hanno spinto a terra un vigilante intervenuto per bloccarli e sono scappati. Di lì a poco sono stati fermati e ammanettati. Tutto pronto a Venezia per i festeggiamenti del Redentore. Sentiamo quale sarà il piano sicurezza insieme al comandante dei Vigili del Fuoco. Rispetto al passato quali sono gli aspetti di novità? Sono state introdotte tutte quelle valutazioni safety specifiche proprio del Corpo Nazionale, cioè nella valutazione delle vie di accesso. Tutto è pronto sul fronte sicurezza per garantire ai veneziani festeggiamenti come si deve per il Redentore. Il piano è stato presentato al comando dei Vigili del Fuoco. Nelle aree a maggiore rischio sono state valutate le uscite di sicurezza in quelle specifiche, che sono pochissime, in particolare Cavallo del Ponte della Paglia e Ponte dei Sospiri, che è un'area dove le calli di accesso sono molto molto piccole. Si starà attenti al numero delle persone che vanno a entrare. Sarà vietata la vendita per asporto di sostanze alcoliche e superalcoliche di qualsiasi tipo e bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro, così il loro trasporto senza un giustificato motivo. Un piano studiato nei dettagli anche dopo i fatti di Torino. A maggior tutela di tutti avremo in predisposizione operativa anche il nucleo NBCR, nucleare biologico, chimico e radiologico, ma oggettivamente è una cautela dovuta, ma non abbiamo elementi che facciano francamente pensare a effetti di questo tipo. Ecco quali i consigli dei Vigili del Fuoco. La raccomandazione che posso fare per il è di godersi assolutamente il loro Redentore come hanno sempre fatto, e di evitare in qualsiasi momento e qualsiasi cosa accada effetti di panico, ma di seguire. Sono stati predisposti proprio con vela su una nostra raccomandazione tutta una serie di informazioni anche bilingua, di modo che anche gli stranieri possano avere le stesse indicazioni su come comportarsi rispetto all'area dove si è, quali sono le uscite, come utilizzarle. E adesso a Porto Marghera con la torre ex Vinyls. Domenica sera si arriva all'ok dell'esercito, si provvederà al nuovo tentativo di abbattimento, ma questa volta con l'uso del plastico. Dopo il flop di ieri, se arriva il plastico, domenica ci si riprova. La torre della Vinyls, la più bassa e alta 153 metri, deve essere abbattuta a tutti i costi, specie ora che si trova in un precario equilibrio, sebbene sia riuscita ad avere la meglio sulle 5 cariche esplosive. Per ottenere il plastico ho chiesto l'intervento dell'esercito, visto che in Italia in mancanza di autorizzazione non può essere utilizzata in ambito civile, ma soltanto dalle forze armate, così come racconta l'avvocato curatore fallimentare ex Vinyls. Sono a conoscenza del fatto che si tratta di un esplosivo speciale, per procurarsi il quale occorrerebbe del tempo, e invece gli artificieri dell'esercito sono in grado ovviamente di provvedere, come dicevo prima, in termini molto più rapidi. Insufficienti le sole 5 cariche esplosive posizionate, oltretutto nei punti sbagliati. Sospeso ovviamente l'abbattimento dell'altra torre, la più alta, quella simbolo delle tante lotte operaie. Oggi pomeriggio era previsto l'abbattimento della seconda, chiaramente è tutto sospeso in attesa di poter verificare quale tipo di nuovo programma realizzare. Con la procedura fallimentare rivolta alla sicurezza ambientale, una volta abbattute le torce, si procederà alla vendita di terreni e fabbricati e poi, con il ricavato, si provvederà a ripartire il tutto tra i creditori. Tutto sommato devo dire che ho sofferto molto quando, pur avendo cercato di mantenere i posti di lavoro il più possibile, ho dovuto a un certo momento, assieme agli altri 2 commissari prima del fallimento, licenziare praticamente quasi tutti i dipendenti. Primo consiglio comunale dell'era Giordani a Padova, vediamo com'è andata. Ho scelto di tenere qui la prima seduta del Consiglio Comunale essenzialmente per sancire sin da subito un principio per me fondamentale. Questi uffici sono al servizio delle persone, non sono le sedi di rappresentanza dei politici e degli amministratori.
Palazzo Moroni tappezzato con il tricolore e il bianco scudo, l'inno di Mameli suonato per volontà del nuovo sindaco. È cominciata così l'era Giordani. Il primo consiglio comunale aperto alla cittadinanza che si è riversata nel cortile del comune. La casa di tutti, ha detto Giordani nel suo discorso. Non sono mancati cori da stadio, collocazioni bitonciane che hanno risposto agli applausi e fiori portati invece da molti padovani al neo sindaco. Non sono mancati nemmeno i momenti di tensione, fin dal primo atto del Consiglio Comunale, ovvero la nomina del Presidente. La maggioranza compatta ha proposto e votato l'avvocato Giovanni Tagliavini della lista Lorenzoni Sindaco. L'opposizione invece Simone Borile del Movimento 5 Stelle. Solo alla terza votazione, quando è bastata la maggioranza del 50+1, si è proceduto alla nomina di Tagliavini. Augurandogli buon lavoro e anche buona fortuna, do atto della proclamazione al nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Padova del consigliere dottor Tagliavini. Congratulazioni. Vicepresidenti del Consiglio Comunale saranno Roberto Bettella del PD e Ubaldo Lonardi della lista Bitonci Sindaco. Proprio lui, Bitonci, invece nel suo intervento di risposta a Giordani ha chiesto un applauso per il neo sindaco. Io comunque sono molto contento e penso che un applauso lo faccio io, lo fanno tutti, vedendola così in forma e vedendola alla guida di questa città. Turisti senza rispetto nemmeno per i simboli più sacri della città. Sentiamo. Turisti ubriachi in fuga d'amore sulla gondola rubata, cercando invano di scappare dai carabinieri. La romantica scena che farà indignare più di un veneziano è avvenuta nel cuore della notte. Due diciottenni danesi in pieno delirio etilico sono saliti sull'imbarcazione allo Stazio della Salute, sciogliendo gli ormeggi e provando ad attraversare il Canal Grande per raggiungere la fondamenta opposta all'altezza di Calle Vallaresso. I militari in motoscafo li hanno intercettati circa a metà della traversata, intimando al ragazzo di fermarsi, ma il giovane, sopravvalutando le sue abilità di rematore, ha cercato di fuggire in una scomposta imitazione della voga veneta, costringendo i carabinieri all'abbordaggio. Tra le grida sguaiate della fidanzata, il danese si è difeso come un leone, procurando una leggera contusione a uno dei militari prima di essere immobilizzato. Improvvisarsi popa è quindi toccato ai carabinieri, che sono riusciti non senza fatica a riportare la gondola al suo ormeggio. Il proprietario, un gondoliere cinquantenne, ha denunciato i due giovani per furto. Il ragazzo dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Ed imponente operazione antidroga della Guardia di Finanza di Padova, sequestrati 6 kg di droga, 10 persone sono finite in manette. 5,5 kg di hashish sequestrati, quasi mezzo chilo tra cocaina ed eroina, 40.500 euro in contanti e anche 3 autovetture sequestrate e 10 persone arrestate, 2 tunisini, 2 italiani e 6 marocchini. È il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova contro lo spaccio di droga in città e provincia. L'attività è partita nel novembre scorso, quando durante un controllo alla stazione di Padova le fiamme gialle, insospettite dai movimenti dei cani antidroga, controllano un marocchino di 22 anni appena sceso da un treno proveniente da Milano. L'uomo è trovato in possesso di circa 250 grammi di cocaina purissima e viene arrestato. Lo stupefacente, se venduto al dettaglio, avrebbe fruttato guadagni per circa 50.000 euro. Le indagini portano poi ad un collegamento dell'uomo con molti altri spacciatori tra Padova e Limena, ma anche con altre città del centro e nord Italia. Un gruppo che aveva scelto la stazione padovana come snodo soprattutto per l'acquisto delle partite di droga, poi rivendute nelle zone di Limena e nel quartiere Portello di Padova. L'operazione Alaska, come è stata ribattezzata, ha permesso alla Guardia di Finanza di individuare i luoghi in cui veniva nascosta la droga, presso un'abitazione del quartiere Portello e nei terreni adiacenti alle piazzole di sosta della nuova statale del Santo tra Padova e Castelfranco, da cui gli spacciatori marocchini, operanti di fatto come grossisti, cedevano la droga ad altri spacciatori al dettaglio italiani e tunisini, appositamente impacchettata con strati di cellofan ricoperti con grasso o bagnati di benzina, così da ostacolare l'eventuale azione dei cani antidroga. In manette sono finite così 10 persone. Ed ora un'operazione della finanza nel Bassanese, sentiamo.
Fatture false a Bassano del Grappa. Furbetto beccato dalle fiamme gialle della città. I militari hanno sequestrato 150.000 euro depositati sul conto corrente intestato ad una società con sede a Mussolente. Il suo rappresentante legale era stato già denunciato perché ritenuto responsabile di aver inserito in dichiarazione dei redditi costi fittizi mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 400.000 euro e relative ad acquisti di materiale ferroso per una impresa costituita appositamente per abbattere le imposte. Le operazioni fasulle avevano permesso alla società verificata di evadere imposte per 85.000 euro. Aiutiamoli a casa loro, lo dico da decenni, e se a raccontarcelo è un padre missionario da 40 anni in Mali, assume un significato davvero diverso. La storia di padre Alberto Rovelli, sentiamo. Se noi diciamo aiutarli a casa loro, è possibile, detto dalla sua esperienza? È molto possibile, è possibilissimo. Sono 40 anni che stiamo dicendo queste cose qui. È questa la chiave per fermare le partenze dei disperati, lo dice con la profondità di chi ogni giorno per 30 anni ha combattuto il dolore e l'arretratezza, malattie sconosciute e una violenza per noi nemmeno immaginabile. Prima di tutto credo che stia con la scuola, prima di tutto, formazione, non soltanto intellettuale o letteraria o soltanto l'alfabetizzazione, ma scuole professionali. Quei paesi hanno bisogno davvero di saper usare bene le mani con le tecniche attuali. Padre Alberto, uno dei missionari bianchi d'Africa, partito dalle montagne di Bergamo, ha passato gran parte della sua vita in Mali. A Treviso in questi giorni per raccontare la sua vita attraverso gli incontri nel continente nero. La mia sfida attualmente è quella di depistare gli scafisti, no, ma quelli del deserto piuttosto. Fermare le carovane, quei camion stracarichi di uomini e donne che attraversano il deserto per arrivare alle coste e partire. Tra questi resta impresso il volto di una donna e i suoi 2 bimbi. Un peregrinare lungo 3 anni attraverso Congo, Uganda, Sud Sudan, Chad e Niger. Ovunque c'era la guerra. E dice, ma adesso cosa devo andare? Io ho un sogno nella mia vita. Voglio arrivare a Parigi, cercare quelle suore che mi hanno aiutato quando ero là, che li ho conosciuto là in Congo, affidare a loro i miei figli e morire. Ed importante scoperta fatta da alcuni scienziati padovani dell'università. Sentiamo di che cosa si tratta. Una nuova scoperta importante che potrebbe aprire nuove frontiere nella lotta contro il cancro arriva dagli studiosi padovani. L'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Padova hanno individuato nuovi sensori nanotecnologici per la diagnosi precoce di tumori e il riconoscimento di sostanze tossiche nel sangue. Una scoperta che apre importanti prospettive nell'ambito della medicina personalizzata. In particolare i ricercatori hanno chiarito come nanoparticelle artificiali possono avere funzioni che simulano il comportamento delle proteine, molecole biologiche essenziali alla vita. Ciò consente di costruire nanoparticelle artificiali con funzione di sensori diagnostici per il tumore o capaci di rilevare la presenza di sostanze tossiche nel sangue, come droghe o sostanze dopanti. Queste nanoparticelle sono composte da un nucleo metallico centrale di atomi d'oro. L'obiettivo, spiega il team di ricerca, è quello di creare nanoparticelle ingegnerizzate per riconoscere specifiche sostanze di interesse come fanno le proteine in natura. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Tiene l'alta pressione sull'Italia, prosegue il tempo stabile e saranno rare infatti le precipitazioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una diffusa e parziale nuvolosità e qualche breve rovescio sui rilievi più settentrionali del Vicentino. Temperature massime tra i 25 e i 31 gradi, minime tra i 15 e i 18 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui ampio soleggiamento, sole dominante sui settori centro-orientali in genere, qualche nube sparsa in più a ovest, ma sarà del tutto innocua. Temperature massime tra i 27 e i 29 gradi, minime attese tra i 15 e i 17 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Cieli più nuvolosi con locali rovesci e temporali sui confini alpini. Tanto sole e bel tempo invece altrove. Temperature massime sui 28-29 gradi circa, minime sui 15 gradi. Il mare sarà mosso sulle coste e poco mosso al largo. I venti moderati e nord-orientali. Per ora dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.